italiana con Sammy Varin. Buon Natale, buone feste dal carrista Sammy Varin, allievo servente radiofonista, si diceva così ai tempi, quello che sui carri armati aveva sulle cuffie, come li ho su ancora adesso, alle 12:08, ancora qui Sammy Varin, ma certo, perché alla fine, lo sapete cari amici vicini e lontani, è tutto un magna magna, soprattutto a Natale signori, allora fatemi dire cosa che non vi aspettate. Presepi viventi. Da quanto tempo non vedete un presepe vivente? Perché ormai i bambini sono grandi, perché qui capite che la vera atmosfera di Natale la trovate nel presepio vivente? Qual è il presepio vivente più bello del mondo? Allora, ce n'è uno bellissimo a Matera, Basilicata, e questo è forse uno dei più belli, forse anche uno dei più lunghi, signori. Anche quest'anno è tornato il presepe vivente nei Sassi di Matera. 14ª edizione, si svolge dal 7 dicembre al 5 gennaio 2025 in 10 date. È intitolato Il presepe d'Italia, luce sul futuro, e rivede come protagonisti indiscussi i Sassi di Matera. E se non c'è l'atmosfera di Natale lì, ragazzi, un affascinante percorso di 1,5 chilometri che parte dal centro storico e attraversa il Sasso Caveoso. A dar vita all'edizione di quest'anno 2024 ci saranno oltre 200 trafiguranti, rievocatori storici, compagnie teatrali che arrivano da ogni parte d'Italia. Il cammino dell'evento attraversa gli angoli famosi di Matera, luoghi che hanno ispirato il grande cinema. Insomma, la 14ª edizione del Presepe Vivente sarà una celebrazione delle arti, unendo la potenza della rievocazione storica alla bellezza delle tradizioni. Il cuore dell'evento sarà ovviamente la Natività, che secondo gli organizzatori sarà rappresentata con un'intensità, una delicatezza tali da toccare profondamente l'anima. Chiaramente su internet Presepe Vivente di Matera fino al 5 gennaio 2025. Forse il presepe più bello del mondo? Fatemelo anche sapere se avete segnalazioni di presepi viventi nella vostra zona. 340 6709 659. Più piccolino sicuramente il presepio vivente di Ranco, siamo in provincia di Varese, e quello di Varese città. Signore, tu dici, ma com'è possibile? No, infatti, insomma, non è proprio, però Mezzana, presepe vivente antico portico di Mezzana a Somma Lombardo, a 2 passi da Varese. Questi sono tutti spot che vi lancio, poi chiaro, dovete cercare su internet. Un altro presepio per chi ci segue dalla Brianza, ragazzi, se non siete mai stati al presepe vivente di Carate Brianza ad Agliate, ma dove vivete? Ma vergognatevi, ragazzi miei. Il presepe vivente di Agliate mette al centro la pace. Il tradizionale presepe vivente di Agliate, frazione di Carate Brianza, mette quest'anno al centro il tema della pace. Appuntamento il 26 dicembre. Guarda che immagini incredibili. Tutto dal vivo, niente fantozzi, giunto alla 49ª edizione. Agliate, atmosfera stupenda, bellissima, una cosa antica, una frazione antica, inizia alle 15 del giorno di Santo Stefano, 26 dicembre. È chiaro che parcheggiare, eccetera, cercare di arrivare con molto anticipo alle 15 del 26 dicembre ad Agliate in Brianza. Chi mi segue dalla Brianza lo conosce. Ma ancora, signori, al sud tantissime occasioni di vedere dal vivo la Natività. 21, 25, 26, 28 dicembre, 1, 4, 6 gennaio, signori,
siamo adesso in un posto che si chiama Licodia Eubea, in provincia di Catania. Io lo so che ho sbagliato l'accento, è Licodia, ci faccio su quello che vuoi. Rievocazione storica del presepe in uno degli angoli più belli di Licodia Eubea, il Calvario. Panorami mozzafiato, spettacoli, grotte naturali del parco archeologico, degustazione gratuita e vendita dei prodotti tipici locali. Ciò mi piace, cioè praticamente già che sei nel presepe vivente, arriva quello che ti vende la roba, mi piace, roba buona, Licodia Eubea, Sicilia, Catania, 21, 25, 26, 28 dicembre, 1, 4, 6 gennaio. Whatsappatemi al 340 6709 659 se avete presepi viventi nella vostra zona, ne parlo molto volentieri perché forse davvero bisogna tornare alle nostre tradizioni. Gli amici del presepe presentano la 16ª edizione del presepe vivente. Servizio navetta, dove siamo? Siamo a Monte San Biagio, in provincia di Latina, Lazio, 4 e 5 gennaio, ore 18. E queste sono cose che trovate facilmente anche semplicemente su Facebook cercando feste e sagre popolari, ma certo non vengono pubblicizzate, no, perché cosa fai? Pubblicizzi il presepe vivente, ma dove vivi, Sammy Varin? Che vergogna! Che vergogna, stiamo perdendo le nostre radici. È chiaro, poi facciamo il Capodanno trans, e cosa pensi al presepe vivente? Siamo a Caposava, signori, ancora, in questo caso sempre al sud, siamo a Caposava, dicembre 26, 28, 29 e ancora gennaio 4, 5, 6. Presepe vivente a Sava di Baronissi, Campania, provincia di Salerno. E anche qui, signori, se avete segnalazioni dalla vostra zona, fatevi avanti. Per fortuna c'è una radio che si chiama Radio Libertà, c'è un Sammy Varin che non smette mai di parlare, e chiaramente se avete qualche cosa ancora che può regalare belle emozioni, abbiamo una radio, la utilizziamo, è vero. Grazie a chi mi ha appena spedito una donazione, 10 euro per Radio Libertà, e grazie attraverso il sito radiolibertà.net cliccando Sostienici o attraverso il conto corrente postale 37671294. Il bello di avere una radio è di poterla aiutare facendoci gli auguri di Natale dicendo: dai, ti ho donato 5 euro, caro Sammy Varin, tu che parli dalle 7:30 del mattino e che magari sei pure riuscito a strapparmi un sorriso. Non sempre, perché le notizie non sono sempre bellissime, certamente. Ci fermiamo? No che non ci fermiamo, siamo quasi pronti, aspetto il go dai nostri registi, che ringrazio per la pazienza di sopportare Sammy Varin dalla mattina in poi. Certo, c'è il Qui Parlamento. Qui Parlamento. E grazie per essere con noi al senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, buongiorno. Ciao Sammy, un saluto a tutti i radioascoltatori. Io parlo purtroppo a bassa voce perché al di là che sono senza voce, ma sono in aula con il Presidente del Consiglio che sta rispondendo alla discussione generale. I tempi si sono protratti, quindi devo parlare dall'aula e a bassa voce, mi scuso per questo. Hai una voce bellissima Gianluca, va bene anche così, l'importante è che ci sei, così facciamo vedere, guardate che ci siamo. Gianluca, una battuta perché sabato vi fate gli auguri alla sede di Napoli, e effettivamente io tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega ho inserito anche questo: chi ci ascolta da Napoli questo sabato, gli auguri tutti in compagnia, o no? Sì, anche perché festeggiamo il fatto che la Lega è diventato il primo gruppo di centrodestra in comune a Napoli con 3 consiglieri comunali, e quindi ci diamo gli auguri e ci complimentiamo anche per il lavoro che stiamo facendo. La Lega in Campania è il primo gruppo di centrodestra con il maggior numero di consiglieri, e anche a Napoli città, cosa che magari qualche anno fa sembrava impossibile, oggi è diventato realtà.
Cavoli. Senti, vogliamo ricordare dove si trova la sede, la sezione della Lega in quel di Napoli, per chi ci ascolta da lì o ha parenti o amici in zona? Allora, è via Ferdinando del Carretto 26 Napoli, per i napoletani vicino alla questura, proprio vicino alla questura di Napoli, quindi via Ferdinando del Carretto 26. E con un grande abbraccio naturalmente a tutti coloro che ci seguono da Napoli e dalla Campania. Senti, a proposito di Napoli, della Campania, di cose buone da mangiare, io ho sentito che stiamo pensando a una qualifica per chi fa il bellissimo mestiere di pizzaiolo. Che cosa significa? Che io pensavo che ci fosse già, che esistesse già la qualifica di pizzaiolo e relativo albo. Non esiste, cioè la pizza, la cosa più famosa al mondo, eccetera, non ha una qualificazione per chi la produce. È vero? Sì, purtroppo è così. Consideriamo che pizza è la parola nell'agroalimentare, nel food, tra il food e il drink, al mondo più diffusa di tutte le lingue. La parola, quando si parla di mangiare e di bere, più diffusa al mondo in tutte le lingue è la parola pizza, che è un asset italiano che noi abbiamo regalato al mondo. Cioè, champagne si chiama solo se è prodotto in quella regione, whisky si chiama senza la E solo se è scozzese. Devo abbassare la voce perché adesso chiedo Chiaro. scusa. Ok. Dicevo, quindi l'idea di tutelare un asset fondamentale, quindi il mondo dell'arte del pizzaiolo, creando un albo e un disciplinare che possa permettere di distinguere i veri pizzaioli rispetto agli altri. E quindi questo, diciamo, è un inizio, una proposta legislativa che ha trovato l'appoggio, diciamo, da parte di tutte le associazioni di categoria e procederemo in tal senso. Mamma mia, dici niente ragazzi, cerchiamo, visto che la si può fare buona, chi ama davvero la pizza con i suoi ingredienti genuini e non le taroccate che ogni tanto si fanno in giro per il mondo e anche in Italia, bella l'idea di un albo per i pizzaioli e soprattutto veramente di riconoscere il mestiere del pizzaiolo. Ti rubo ancora 2 minuti perché so che appunto sei in aula e non bisogna fare casino, giustamente bisogna ascoltare anche, però anche qui vogliamo ricordare, cercate su internet, l'altro giorno è andata in onda la tua intervista sabato scorso sul quotidiano Il Tempo, dove hai messo i puntini sulle i riguardo i dossieraggi sulla Lega. Vogliamo riassumere, ma proprio in 1 minuto, non 2 minuti al massimo, non ti rubo di più perché stiamo disturbando, che cosa hai detto in questa intervista, la situazione dossieraggi sulla Lega, puntualmente, se non c'eri tu a parlarne, i colleghi giornalisti, professionisti of course, hanno già dimenticato tutto quanto. Gianluca. Allora, 230.000 accessi abusivi in Procura Nazionale Antimafia dal 2019 al 2022. Praticamente c'è stato un accesso abusivo, uno ogni secondo, punto 8 per 3 anni. La Lega è il partito più dossierato, a differenza degli altri dossieraggi che abbiamo visto a Milano, a Napoli, a Bisceglie, fatti nelle banche. Qui è stato fatto in Procura Nazionale Antimafia del palazzo che è l'emblema della sicurezza e della legalità. 2 domande: chi sono i mandanti? Perché sono stati indagati solo, voglio dire, le persone che hanno fatto questi accessi, ma chi sono i mandanti e con quale scopo? Perché questo è un vero e proprio attacco alla democrazia e la Lega risulta il partito più dossierato di tutti e quindi è inquietante. Noi andremo avanti, stanno venendo fuori delle grosse responsabilità del collega Cafero De Raudio 5 Stelle, che all'epoca era il procuratore nazionale antimafia, perché lui dice di non sapere niente. Io dico, o lui sa e sta mentendo, o lui non sapeva che ci sono stati 200.000 accessi abusivi in procura quando lui era il procuratore
e se ha ragione, quindi non sta mentendo, forse la situazione è ancora più grave perché non si è accorto di niente. Sveglia gente, alziamo la testa, capite come vogliono fare fuori la Lega con i dossieraggi e chiaramente anche questo venerdì sapremo se saremo tutti quanti inguaiati e dovremo andare tutti in galera con Matteo Salvini. Speriamo chiaramente che questo non succeda, ma il suo pensiero è il nostro. Ci fermiamo, io ringrazio il senatore della Grazie a Lega voi, Gianluca Cantalamessa. Grazie a voi. Ciao, ciao. Grazie. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, certamente, che vi ringrazia per il gentile ascolto e ringrazio tutti coloro che ancora ci stanno scrivendo, stanno commentando le ultime notizie, la rassegna stampa e naturalmente, visto che ho in mano questa operazione natalizia, sei un pazzo, sei fuori di testa, Sammy Varin, vai a chiedere soldi in un momento economico del genere. Io ci provo, ragazzi. Chi può, aiutate Radio Libertà, aiutate la nostra redazione a crescere e a migliorare attraverso il conto corrente postale 37671294, attraverso il sito internet radiolibertà.net, così vi date una bella sbirciata, cliccate sostienici e poi ci fate un versamento con la carta di credito di qualunque entità. L'ultima donazione da parte di Sergio, 10 euro, che sono tantissimi. Sergio, un grande abbraccio, buon Natale, buone feste. Io comunque torno domattina alle 7:30. Avete ascoltato È tutto magna magna,